buongiorno e... Ah, siamo già arrivati? Oh, porca miseria. Eccoci, stava ripassando, guardate chi c'è anche. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Avete capito dove siamo? Non c'è l'edicola qua. Parte così, lui Parto parte così dirette, perché... perché è spumeggiante. È spumeggiante in questo momento lui, capite? Perché 5 perezze, 5 pozze, 5 Volevo ringraziare, momento serio, Daniele Castellani che mi ha mandato, l'unico juventino, mi ha mandato il messaggino. Quindi grazie era Daniele. Contro il Napoli, si era contro l'Inter, vabbè, dai. Però bisogna rendere onore, sì, onore anche agli sconfitti. Va bene, comunque... Parlaci di tennis. Ah, tennis, perché c'è anche tennis. Partiamo dal tennis. Okay, partiamo dal tennis. E niente... Nella notte incominciano gli Australian Open e abbiamo la prima partita all'1 di notte, quindi chi non vuole andare a letto, vuole stare sveglio, tac, subito, e domani non lavora naturalmente, ho il turno del pomeriggio, perché potrebbe avere il turno del pomeriggio. La notizia che tutti vorrebbero sapere gioca contro Edmond, esatto, l'inglese, ma non solo. Great Britain. Poi abbiamo alle 4 abbiamo Sonigo contro non si sa chi, e poi puoi guardare già che ci sei. Ma io volevo invitare sì, vabbè, e poi alle 6 del mattino Andrea, ma vieni in diretta a dirla quella cosa che hai scritto. Andrea, sei coraggio. Vergognoso. Sei coraggio. Diretta a dirla. Alle 4:05 abbiamo Sonigo contro Borges, che è il portoghese, e poi abbiamo Musetti alle 6 contro Harris, che è difficilissimo. Ma io volevo sapere chi è Bellucci. Ah, Bellucci. Bellucci, non Monica. È parente di Monica. È parente di Monica, perché aveva attenzione, è bello questa inquadratura. È arrivato, grande. Io mi chiedo, ma è possibile che ogni volta si presenta con un'inquadratura storta? Dove cacchio punta la foto? Non ridere troppo, calma. Sì, non so. Rilassati. Buongiorno. Salve. Facciamo come Davide. Sì, fate. Andrea, dici cosa hai scritto. No, non volevo interrompere Max che stava parlando del tennis, No, dopo parliamo di calcio. Vai tranquillo. Interrompi pure. Vai tranquillo, aspetta che vai. metto la berrettina. Beh, è vero, il Napoli è uno squadrone, è l'unica certezza del campionato, questa è la verità. Beh sì, Enrico, è poco che fai così. Se tu pensi, no? Andrea, ogni squadra che del momento lui è la certezza. L'anno scorso l'Inter è l'unica certezza, il Milan ha vinto, quest'anno è l'unica certezza, il Napoli... però quest'anno la vedo dura con questa tecnica qua, la vedo molto sì, no. Perché il Napoli, bisogna dire la verità, a parte contro l'Inter, no? Che ha avuto un attimino perché è ripresa il campionato e tutto, il Napoli ieri, l'altro ieri ha dimostrato di essere una squadra coi contro. Aspetta che mi stanno l'operatore alla macchina. L'operatore alla macchina mi sta spostando. No, voglio dire, il Napoli l'altro ieri ha dimostrato di essere quella squadra spumeggiante che ha fatto vedere contro l'Ajax, contro il Liverpool e tante altre partite. Però c'è da dire, e io sono obiettivo, che nel primo tempo c'è stato anche una traversa di Di Maria, un grandissimo gol di Di Maria pure quello, quindi poteva magari finire diversamente un primo tempo. Poi nel secondo la Juve sembrava di giocare contro il Poggibonsi, o non lo so chi, una squadretta di serie D, perché la Juve faceva acqua da tutte le parti. Il Napoli poteva segnare anche di pistolino, non lo so, di qualsiasi cosa. Intanto saluto Antonella che ha scritto buona domenica, auguriamo anche lei buona domenica. Non possiamo dire che non abbiamo seguaci perché ci sta ascoltando la sua gatta, quindi qualcosa abbiamo raggiunto nella vita. Ci fa le fusa? Sì, anche. Andrea, vuoi dirci qualcosa? Non so, di questo Milan. Di questo Milan. Cambiamo domanda, grazie. Bravo Andrea, bravo. No, bisogna dire la cosa. Allora parliamo della Supercoppa. Esatto, parliamo della Supercoppa di mercoledì in Arabia. Adesso come adesso non vedo storie, mi dispiace dirlo, ma la vedo molto. Sì. Ma non è vero, ragazzi. perché scusa, ieri hai visto l'Inter, cioè contro il Verona abbiamo fatto miracoli per riuscire grande Andrea. Max però almeno vince. In Coppa Italia ha vinto, ieri ha vinto il Milan, ieri ha pareggiato soffrendo. Mercoledì ha perso male, quindi sono i risultati. Avvelenato, vorranno dimostrare di essere più forti. Poi sai che un derby è sempre un derby, e quindi... Ma David, dove sta guardando? Non lo so. Vai parlare. Sta pensando a Monica Bellucci. Bellucci. Max, ma siamo senza palle.
Scusa, Max, siamo una squadra senza palle in questo momento, poco da girarsi, solo diretto, basta. Scusa, senza le palle. Senti, Max, è vero, senza determinazione. Stasera c'è anche un'altra finale di Supercoppa, no? Barcellona-Real Madrid. Dove si gioca, David? Sulla 7 si potrà vedere. Esatto, vedi. Allora, no, grazie che me l'avete ricordato. Stasera. Vedi che noi siamo qua anche per questo, oltre che per fare cavolate. Ecco, per cavolate. E alle 21? Di basket, perché oggi ritorna anche il campionato italiano, o meglio, ieri è iniziato con Trieste vittoriosa e stiamo aspettando tutti il record di punti di LeBron James, ma che arriverà. Nel frattempo anche Milano ha perso la seconda partita con l'Olympiakos e vabbè, brutto momento per le squadre italiane in Eurolega, vedremo nel campionato, c'è un interessante Milano-Tortona, ma complimenti ieri a Cividale. Saluto Max che ci ha inviato delle belle foto perché ha battuto Pistoia in A2. Quindi insomma vedi che c'è di tutto di più. Intanto mi stanno spostando perché qua il traffico non è stato fermato, insomma, per la diretta. Scusa. Ecco, quindi di basket abbiamo detto, il tennis ne abbiamo parlato, calcio, diciamo, questa new entry Bellucci, 21 anni, 1,78 m, numero 152 circa della classifica, e che ne so, quindi abbiamo dei giocatori nuovi che stanno incominciando ad affacciarsi al professionismo, diciamo quello più noto, che sono quello dei tornei del Grande Slam, dei tornei 250, 500 e tutto, perché poi ci sono una marea. Ma vogliamo parlare di sci? Perché la Brignone ha vinto il Super G, 50esima. È arrivato terzo attenzione, Wengen. Lo stavo aspettando. No, volevo dire che la Brignone è così. È giusto per ribadire il fatto che nonostante la Goggia sia una delle più forti, va detto che la Brignone la supera in diciamo podi in Coppa del Mondo, ma soprattutto ricordiamoci che ha vinto la Coppa di Cristallo, quella generale, quindi giusto per ribadire che comunque anche la milanese è una delle nostre atlete di buona livello. Di solito, con un po' di patatine, un po' di cosa, buona. Vabbè, sono le 10:22 e quest'uomo già pensa a già scatenato io. Vabbè, insomma, Andrea, insomma, noi a questo punto direi che abbiamo esaurito quasi tutte le cose. Abbiamo esaurito. Calcetto. Ci siamo esauriti. Pordenone 3-3, il Ecco. Macan ha vinto. Bene. Vedi? Che bravo dirigente questo qua, ragazzi. Ma infatti, pensa che è andato 6 Non volte. devi dire 6 ste volte. robe. 6 Non volte devi dire ha ste fatto, ma non dico dove, la spola. E infatti vedi che ancora adesso non ce la fa a contenersi. Non riesce a connettere. Esatto, Ieri proprio... dovevo andare a Milano e Enrico me l'ha proibito. No, io non l'ho proibito. No, non l'ho proibito, assolutamente. Pensavo che fosse andato a vedere Inter-Verona, match interessantissimo. Non vado a vedere quelle partite lì. No, vai a vedere altre partite. Tipo, Appunto. vabbè, Inter, tipo... Udinese. Ok. No, pensavo adesso prendesse il volo per l'Arabia io... No, esatto. parte domani. io. Parte domani. No, ma si può curare quella malattia. Bene, Andrea, se non hai altro da aggiungere con questa gabbia di matti, ti Sono salutiamo. scatenatissimi, mamma mia. Ti salutiamo e ti auguriamo buona domenica, ovviamente. Ricordati Meno male che Sì, meno male che mi fate ridere voi, perché adesso di calcistico c'è poco da ridere. Dai, Andrea, non preoccuparti. Mercoledì vincete voi, punto. Ecco, a proposito di ridere, vi segnalo la serie TV, scusate, il film La bella stagione con Vialli e Mancini che raccontano la grande stagione scudettata della Sampdoria e non solo, su Rai Play, e se non l'avete ancora recuperato anche... mi palpa questo attenzione, come un padre che racconta di Mazzone, perché se non l'avete visto, se non l'hai visto, ti salutano Peg, non so se hai visto, salutiamo noi Dan che ti sta seguendo e ti saluta ovviamente, ti ringraziamo. Salutala, sì. Anche la serie TV Il Grande Calcio. Il Grande Calcio, quindi questa era su Sky o Now.
a Sky Now. Sui preparatori, no? Non ce l'ho, non ce l'ho. Procuratori, Me non falta, preparatori, me falta. scusate. Lo siento molto, me falta. Non lo tengo. No. Ma Enrico, quella di, no. Enrico, quella di Vialli Mancini, quando si potrà vedere poi? Come, scusa? Che bella. Quella di Vialli Mancini, quando si potrà vedere? Beh, la puoi già vedere su Rai Play. Ah, si può già vedere su Rai Sì, Play. sì, Ah, ok. trasmessa tempo addietro su Rai 2, quindi puoi già rivederla se vuoi. E merita. Ragazzi, buona domenica a tutti. Sì, veramente. Un saluto. Prosegue la sfida pronostici dove Davide ha azzeccato Lecce Milan, tra l'altro. Quindi che grande Davide. bravo. Davide è specialista di questo. Io ho preso il Napoli. Esatto. Io ne azzecco 3 e basta. Sono gli ultimi in classifica, io non mi lamento. Come fa qualcuno? Sei sicuro? Beh, ci sono anch'io, Davide. Ormai sto arrivando io. Ci sono anch'io, Esatto, quindi siete... Vabbè, Davide. Insomma, tutto è aperto, per quanto che ti dica Max può dire quello che vuole, ma non è finito ormai il campionato. siamo tutti che lottiamo per il secondo posto. Non è Primo assolutamente vero, come per il Napoli mancano ha vinto 20 il giornate. Napoli, come il Napoli vince a mani basse. Come Enrico è forte. Andiamo a guardare. Mancano 20 giornate, lo torno a dire come un mantra. 20 per 3, quanti punti? 20 per 3? Ma che 20 per 3? Ma cosa stai 20 dicendo? 60, Ma cosa stai 60. dicendo? Sono 20 per 10, 200 allora facciamo risultati. questo gioco qua. Loro due fanno questo gioco adesso, no? Sì. Loro due. Allora, Sì. io ti faccio dire 31, tu devi dare un bacio in bocca a Davide. No. Non ci sta, peccato, No, mannaggia. non lo faccio Va questo bene, gioco. Ok, amen. Niente. Allora facciamo così. Sì. Se 31, devi No, vabbè, devi dargli uno schiaffo a Davide. No, non lo faccio. Mannaggia, niente da fare. Non lo Sono contro la violenza. Bravo. Bene, caro Andrea, grazie di aver partecipato. Salutiamo anche Luca che da un po' che non lo vediamo, ma speriamo tutto bene. Speriamo di vederlo, dai. Ma Luca, hai un figlio interista? Complimenti, volevo farti veramente i complimenti. È un grande bambino, è un bel bambino, è un bravissimo. Sembrava molto Calboni, per chi l'ha capita, l'ha capita. Ecco, va bene. Bene, a tutti, buona domenica. Ciao ragazzi. Ciao, ci vediamo presto. Ciao ragazzi, buona domenica. Roma. Ciao Pronto. a voi. Ciao. Ciao.